Il tumore della prostata è la neoplasia più frequente nel sesso maschile. Vuol dire che un maschio su 8 corre il rischio di svilupparlo nel corso della sua vita. Ed è una patologia che è molto diffusa. Cerchiamo di darvi un'idea. Immaginate lo stadio Euganeo, che è lo stadio di Padova. Contiene circa 32.000 persone. È uno stadio molto grande. Se noi pensiamo a tutti i pazienti in Italia che hanno o stanno lottando contro un tumore della prostata ma che sono ancora vivi, potremmo riempire più di 17 stadi. Sono molte le persone quindi che hanno avuto a che fare con il tumore della prostata. E questo vuol dire non solo che è una neoplasia molto frequente con un'incidenza molto alta, ma anche che possiamo fare molto per trattarla e per curarla, e quindi per restare in vita. Come per tutte le neoplasie, un corretto stile di vita aiuta a prevenirlo. Ed è dimostrato che una dieta, soprattutto la dieta mediterranea, può essere molto utile per prevenire il tumore della prostata. Per contro, una dieta ricca di cibi grassi, con molte proteine animali, potrebbe favorire lo sviluppo del tumore alla prostata. Questa è la prevenzione primaria, ovvero sia mettere in atto delle strategie per prevenire la formazione del tumore. Esiste un'altra prevenzione che è quella secondaria, che è la diagnosi precoce, ovvero sia quando la neoplasia è già presente, possiamo in qualche modo cercarla quando è ancora in uno stadio iniziale. Sfortunatamente il tumore della prostata non dà sintomi, o li dà solamente quando è in uno stadio molto avanzato, e per fortuna questo succede sempre meno frequentemente. Quindi sarà importante andare a cercarlo in modo da riuscire a scoprirlo, a diagnosticarlo quando è ancora in uno stadio iniziale. Quali sono le armi che abbiamo a disposizione? Le armi sono soprattutto due. Uno è il PSA, antigene prostatico specifico. È una sostanza prodotta dalla prostata che noi troviamo facilmente facendo un semplice prelievo del sangue. Questa sostanza aumenta quando c'è qualcosa che non va nella prostata, ma non è detto che un valore alterato del PSA voglia dire la presenza sicura di una neoplasia. Può infatti aumentare quando c'è un'infiammazione della ghiandola prostatica o quando c'è un ingrossamento della prostata stessa. E quindi è importante associare al PSA la seconda arma più importante che abbiamo, che è rappresentata dall'esame obiettivo. Bisogna quindi andare dall'urologo e qui eseguire una esplorazione rettale. Non è niente di drammatico, è un esame molto semplice, indolore, che però ci permette di diagnosticare delle malattie che vengono apprezzate come degli ingrossamenti, delle aree indurite a livello della prostata. Una volta avuto il sospetto che ci sia una neoplasia, ci sono degli altri esami che possono essere eseguiti. Uno di questi è la risonanza magnetica multiparametrica. È un esame relativamente recente che permette di individuare delle aree sospette all'interno della prostata. Sulla guida di questo esame è poi possibile eseguire una biopsia. La biopsia è un piccolo prelievo di tessuto della ghiandola. Viene eseguita con un'anestesia locale e generalmente non è niente di drammatico, però permette di arrivare alla diagnosi. Ovviamente il trattamento del tumore della prostata dipende dallo stadio in cui viene diagnosticato, ovvero sia se siamo fortunati e bravi in qualche caso a diagnosticarlo quando è in uno stadio molto iniziale, possiamo mettere in atto delle strategie per curare la neoplasia ma riducendo gli effetti collaterali. Se invece la neoplasia viene scoperta quando è già molto più diffusa o addirittura esistono delle metastasi, si devono mettere in atto delle strategie diverse che comunque permettono di controllarlo molto efficacemente, attraverso per esempio delle terapie mediche, chemioterapia o non, che ormai sono standardizzate. Ma torniamo al caso in cui la neoplasia venga diagnosticata precocemente. Ecco, in questi casi si possono attuare dei trattamenti diversi che verranno ritagliati a seconda delle caratteristiche non solo della neoplasia ma anche del paziente stesso. Una delle possibilità è rappresentata dall'intervento chirurgico, ovvero sia dalla rimozione della neoplasia, dalla rimozione della prostata stessa.
Eseguiamo questo intervento con un approccio robotico, ovvero sia con dei piccoli buchini attraverso il quale vengono inserite delle sonde che permettono di lavorare all'interno dell'addome evitando delle grosse incisioni. Non è solo un problema di incisione, quindi un problema di estetica, è anche un problema della qualità del gesto chirurgico, perché grazie a questo approccio riusciamo a rimuovere la prostata e, quando è indicato, a preservare molte delle funzioni. In particolare ad evitare il problema della incontinenza, ovvero sia della perdita di urina dopo l'intervento, e, quando indicato, a risolvere anche il problema della possibile impotenza, cioè della incapacità di avere delle erezioni dopo questo intervento. Se la neoplasia è diagnosticata infatti in uno stadio molto precoce, possiamo restare molto aderenti alla ghiandola nel momento in cui la rimuoviamo, lasciando le strutture che stanno intorno. E queste strutture sono rappresentate soprattutto dai nervi che vanno direttamente al pene e sono responsabili delle erezioni. Il messaggio quindi è che grazie a una diagnosi precoce si può veramente mettere in atto una strategia che possa da un lato risolvere in maniera radicale il problema del tumore della prostata, ma dall'altro anche permettere di mantenere una adeguata qualità di vita ai pazienti, evitando problemi come la incontinenza e l'impotenza. È dunque fondamentale la diagnosi precoce. È fondamentale non avere paura di questa malattia ed è fondamentale affidarsi con serenità all'urologo. La prostata è una ghiandola dell'apparato genitale maschile situata sotto la vescica che circonda la prima porzione dell'uretra, quindi il canale che permette la fuoriuscita dell'urina dalla vescica, e che ha la funzione di produrre parte del liquido seminale che viene emesso durante l'eiaculazione. Allora, sotto stimolo ormonale del testosterone, a partire dalla pubertà, la prostata ha la tendenza fisiologica a crescere di volume. E questa condizione progressiva viene denominata ipertrofia prostatica benigna. È una condizione pertanto a cui tutti gli uomini nel tempo vanno incontro e che è da considerarsi assolutamente fisiologica. Ma proprio per la posizione anatomica della ghiandola prostatica, che abbiamo detto circonda la prima porzione dell'uretra, questo incremento volumetrico tende a chiudere il canale urinario e quindi alla comparsa, porta alla comparsa di quelli che vengono definiti disturbi del basso apparato urinario. Possiamo quindi vedere che esistono dei picchi di incidenza variabili nel corso dell'età delle persone, andando da picchi molto bassi di incidenza intorno ai 50 anni di età, quando solo il 10% della popolazione soffre di disturbi del basso apparato urinario, sino a picchi molto elevati intorno al 70-80% dopo i 70 anni di età. Ecco che quindi è importante, mediante delle visite di prevenzione, cercare di trattare più precocemente possibile i disturbi del basso apparato urinario. Perché? Perché possono inficiare sicuramente la qualità di vita del paziente, ma possono portare, se non trattati e non considerati, a delle complicanze molto più severe che possono sfociare addirittura nella perdita della funzione renale. Il trattamento dell'ipertrofia prostatica prevede innanzitutto la correzione di alcune abitudini magari sbagliate nel proprio stile di vita. Innanzitutto avere una dieta con un corretto apporto glucidico è fondamentale, non eccedere nei grassi, non abusare nell'alcol e mantenere un peso corporeo adeguato sono una delle condizioni primarie da attuare per cercare di contrastare questa naturale tendenza progressiva dell'ipertrofia prostatica. E poi abbiamo a disposizione diverse classi di farmaci che possiamo utilizzare sia in monoterapia sia in associazione tra di loro, considerando ovviamente sia dei dati oggettivi della persona con cui abbiamo a che fare, quindi volume prostatico, livelli di PSA, età del paziente e comorbidità, ma possiamo anche decidere di modulare il trattamento medico in base alle peculiari esigenze del paziente in quel momento. Pertanto valuteremo anche la sfera sessuale e le aspettative che il paziente ha rispetto a questo tipo di trattamento.
Con la terapia medica abbiamo degli ottimi tassi di risposta, ma comunque, nonostante questo, il 30% dei pazienti non risponde in maniera corretta al trattamento farmacologico e pertanto bisogna pensare a disostruire comunque da un punto di vista chirurgico la prostata. Lo scopo della terapia medica è essenzialmente duplice. Un primo scopo nell'immediato è quello di alleviare la sintomatologia del paziente e quindi migliorarne sicuramente la qualità di vita, e uno scopo più a lungo termine è quello proprio di contrastare la naturale tendenza alla progressione della patologia e quindi di evitare quanto più possibile gli eventi avversi, che sono in primis l'incapacità improvvisa di urinare, quindi andare incontro a episodi di ritenzione acuta d'urina, cosa che nella maggior parte dei pazienti avviene senza nessun prodromo, o andare incontro proprio ad un intervento di disostruzione. Oggi possiamo avvalerci di altissima tecnologia nel trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna. Pertanto, accanto alla classica resezione endoscopica di prostata che abbiamo utilizzato fino a qualche anno fa per la maggior parte dei pazienti, che rimane ad oggi il gold standard per il trattamento di prostate però medio-piccole, oggi possiamo avere molteplici trattamenti quindi da offrire al paziente, quindi non un unico trattamento ma molteplici a seconda di che cosa? A seconda sia delle caratteristiche proprio anatomiche della ghiandola prostatica, quindi essenzialmente del suo volume, ma sia anche alle caratteristiche del paziente stesso, pertanto all'età, alle comorbidità, alle eventuali terapie anticoagulanti o antiaggreganti che il paziente assume e non in ultimo al suo desiderio di mantenere inalterata la propria funzione sessuale, in particolare l'eiaculazione, perché la maggior parte dei trattamenti per l'ipertrofia prostatica hanno come effetto collaterale la retroeiaculazione. Ad oggi possiamo trattare l'ipertrofia prostatica mantenendo inalterato questo tipo di funzione. Ecco che così ci viene in aiuto la terapia laser. Abbiamo laser ad olmio per prostate di volume medio-grandi, abbiamo il green laser che ci permette di trattare, oltre che prostate medio-grandi, pazienti antiaggregati o scoagulati perché assumono una terapia non sostenibile, ad esempio. Per prostate di volumi molto maggiori ci è venuto in aiuto la tecnica robotica, di recente appunto introduzione, e non ultimo ci possiamo avvalere di tecniche ultra mini invasive, come ad esempio la vaporizzazione prostatica con tecnica Rezum, o addirittura l'utilizzo di, passatemi il termine, elastici prostatici di retrazione, quindi una retrazione meccanica mediante la tecnica Urolift. Il tumore del testicolo è una malattia che ci troviamo ad affrontare abbastanza frequentemente ed è una malattia che ci è particolarmente cara perché tende a riguardare delle persone giovani. Infatti la fascia di età in cui c'è maggiore incidenza di questa malattia è proprio quella tra i 20 e i 40 anni, quindi cosiddetta del giovane adulto. Parliamo di tumori che originano in gran parte dalle cellule germinali del testicolo, quindi quelle della linea maturativa che porta poi allo sviluppo degli spermatozoi, e si distinguono in due grandi categorie, i seminomi e i non seminomi. A prescindere da questo, si tratta di una malattia che ha una presentazione in genere non particolarmente eclatante o violenta, perché il sintomo, o meglio il segno, molto spesso è il nodulo testicolare solido che viene percepito direttamente dal paziente, mentre dolore, sanguinamenti, febbre, eccetera, sono tutti sintomi per niente caratteristici di questa malattia. Quindi è molto importante che i giovani, i ragazzini e il giovane adulto impari a fare regolarmente l'autopalpazione del testicolo, che vuol dire che una volta al mese, ogni 2 mesi, la persona impara a conoscere le dimensioni e la forma del proprio testicolo e a sentire con le dita, meglio dopo una doccia o un bagno caldo che rilassano i tessuti, se ci sono dei noduli o delle zone di consistenza anomala che vanno subito segnalate al medico, il quale poi deciderà di approfondire dopo la visita, eventualmente con un'ecografia,
e nel caso si arrivasse alla diagnosi, dopo aver fatto anche degli esami del sangue, il primo atto in genere è l'intervento chirurgico in cui si va chirurgicamente ad asportare l'organo. Bisogna qui sfatare due miti anche, cioè il fatto che ci siano per forza delle conseguenze sulla fertilità o sulla funzione maschile, diciamo. Queste cose non ci sono in genere perché i testicoli sono appunto due e un testicolo è pienamente capace di affrontare la produzione sia di spermatozoi sia di testosterone per tutto il resto della vita. Un'altra cosa peraltro che si può fare prima di affrontare l'intervento chirurgico e che noi raccomandiamo fortemente è l'eventuale criopreservazione, cioè andare a mettere in banca, tra virgolette, degli spermatozoi che possono poi essere utilizzati qualora ce ne sia la necessità. La cosa buona relativa a questa malattia è che a prescindere dallo stadio, quindi anche malattie che ci siano estese ad altri organi, per esempio, hanno una guarigione molto molto buona, prima con la chirurgia e poi con le moderne tecniche di chemioterapia. Quindi il tumore del testicolo non deve essere visto assolutamente come una condizione che ci fa disperare, ma è una condizione con una guaribilità e una curabilità molto alta, chiaramente tanto più alta quanto più precoce è la diagnosi. Quindi il messaggio è attenzione ai testicoli. Il deficit erettile è un sintomo che noi urologi e andrologi abbiamo imparato a considerare in maniera estremamente attenta, proprio perché è un sintomo che frequentemente appunto viene riportato dai nostri pazienti, sappiamo che dietro a questo sintomo si possono celare tante problematiche importanti dal punto di vista della integrità del sistema vascolare, del sistema nervoso, del sistema endocrino e anche poi l'aspetto psicologico. Quindi l'aspetto ovviamente più importante che va sottolineato è che sicuramente oggi siamo di fronte a una possibilità terapeutica molto estesa, cioè a dire che abbiamo tantissimi farmaci a disposizione per poter curare questo problema del deficit erettile, però il passo fondamentale che non deve mai essere trascurato e tralasciato è proprio quello di avere un inquadramento corretto del paziente che ce lo in qualche modo manifesta. Questo perché? Perché in realtà sappiamo bene che una categoria di pazienti che non è poi così infrequente da incontrare in ambulatorio potrebbe essere proprio quella in cui l'aspetto del deficit erettile in realtà nasconde una problematica di tipo cardiovascolare ben più importante, estesa, che potrebbe anche in qualche modo portare a un riscontro di una cardiopatia e quindi prevenire delle problematiche a livello del cuore, proprio perché il paziente in qualche modo si è reso conto che inizialmente il problema del deficit erettile era un po' la spia di allarme del problema. Questo per dire che non è infrequente che nell'inquadramento appunto di un deficit erettile in soggetti a rischio, quindi soggetti che hanno una problematica di sovrappeso, una problematica di ipertensione, una problematica di tipo metabolico, quale per esempio il diabete, non sia infrequente chiedere anche l'ausilio e la collaborazione di altre figure specialistiche per inquadrare il paziente ed escludere che non ci sia sottostante un problema appunto di tipo cardiaco che potrebbe poi manifestarsi nel corso dei mesi successivi. Dall'altra parte, come dicevo, il deficit erettile può oggi avere un giusto inquadramento sia dal punto di vista della diagnosi e poi del trattamento, e non c'è dubbio che nel corso degli ultimi 20 anni noi abbiamo avuto a disposizione tantissimi farmaci noti a tutti, molecole che sono in grado di poter risolvere delle problematiche di disfunzione erettile dalla forma lieve a quella intermedia e anche a quella grave, che sono peraltro molto ben tollerate e che possono essere in qualche modo gestite in completa autonomia da parte del paziente. La figura dell'urologo è importante per individuare insieme con il paziente quale può essere per lui il trattamento migliore, quindi in qualche modo consigliarlo sulla tipologia delle esigenze del paziente e soprattutto della coppia su quale può essere il farmaco, il dosaggio da utilizzare, e poi monitorare nel tempo la corretta adesione del paziente al trattamento e il grado di soddisfazione che ne riceve.